Allora, prima di passare poi la parola qui alla segretaria Elena Di Gregorio, che ci dà alcuni elementi importanti anche sulle case di riposo, sulla sanità e poi la data del 19, volevo chiudere un po' con Rovigo. Segretaria? Sì, ecco, credo che sì, anche per noi sia stato aberrante l'idea inopportuna, deleteria, di pensare di rinchiudere le persone anziane o comunque gli ultra settantenni. Abbiamo ricevuto un sacco di telefonate, di messaggi, anche di mail da domenica, insomma, in avanti, tant'è che insomma, abbiamo pensato di fare anche un articolo, l'abbiamo anche pubblicato rispetto a questo, per far sentire maggiormente la nostra presenza. Crediamo che le persone anziane siano molto produttive, sono coloro che sostituiscono oggi praticamente un pezzo del welfare pubblico, sono il welfare familiare. Noi vediamo gli anziani che ci raccontano, ci dicono che partecipano anche all'economia familiare di tanti nipoti, di tanti giovani, di tanti figli che magari perdono il lavoro, sono in cassa integrazione, quindi li aiutano a sbarcare il lunario, ma anche si prendono, le donne soprattutto, le pensionate si prendono cura dei loro nipoti durante tutto il tempo dell'anno, e l'hanno fatto anche nel periodo di lockdown per dare la possibilità ai genitori poi di poter continuare l'attività lavorativa. Un numero importante, che sono 15.000 gli anziani soli nella provincia di Rovigo. Gli anziani soli in provincia di Rovigo sono 15.000 su 61.000 anziani. Tra l'altro, ecco, di questi 15.000 abbondanti abbiamo quasi 11.000 donne e la parte rimanente, insomma, uomini. Quindi devo dire un monitoraggio fatto assieme ai comuni assolutamente importante. Che hanno bisogno quindi di un sostegno del pubblico, un intervento. Dobbiamo dare assolutamente delle risposte. È molto importante questo, lo stiamo facendo attraverso non solo i nostri servizi, la nostra tutela, ma soprattutto nella negoziazione sociale che facciamo con i comuni, dove affrontiamo, no, i temi riguardanti soprattutto i servizi che vengono erogati dai comuni, in particolar modo per le fasce degli anziani. Pensiamo al trasporto sociale. Nei 50 comuni polesani neanche la metà dei comuni eroga questo servizio, che è importantissimo per gli anziani per spostarsi, certo, sì, semplicemente anche per fare una visita all'ospedale. Quindi cose molto pratiche, che sarebbero semplici, però che devono essere in qualche modo gestite, organizzate, e bisogna trovare anche dei finanziamenti per questo è importante. Assolutamente. Vero? Perfetto, interrompo un attimo, vediamo dopo se abbiamo qualche minuto per farle chiudere. Segretaria, io direi prima la data, perché voi avete deciso che congiuntamente col sindacato anche dell'FNPC, della UILP, di non manifestare, di riunirvi, sì, manifestare però il vostro stato d'animo, no? Il 19. Sì. Il 19 novembre è la data che abbiamo scelto proprio per dare voce e visibilità al disagio degli anziani e ai bisogni che gli anziani esprimono, proprio per contrastare questa cultura di cui parlavamo prima, no? Di sottovalutazione, di svalutazione della persona anziana nella nostra società. Cosa farete per stare in sicurezza? Noi faremo, allora, è un'iniziativa che è nazionale, quindi partirà da Roma in Piazza del Popolo, ma poi in tutte le città capoluogo e quindi anche nelle 7 province del Veneto. Unitariamente ci stiamo organizzando, faremo delle piazze virtuali, perché noi siamo rigorosissimi nel rispetto delle norme, quindi evitare qualsiasi tipo di rischio per noi e per la cittadinanza, ma vogliamo fare in modo che si parli e che si ascoltino quelli che sono i bisogni della popolazione anziana, perché, come diceva Nicoletta prima, a fronte di bisogni che vengono espressi ci sono le risposte, ci sono le soluzioni concrete, bisogna avere la volontà politica e la capacità di affrontarle. Il governo per la prima volta ha messo a disposizione delle risorse, dopo anni e anni di tagli per la sanità, ha messo a disposizione delle regioni delle risorse per la sanità nel territorio. Noi vorremmo che la Regione Veneto le utilizzasse, le spendesse per garantire proprio quella sanità di prossimità, quella che consente anche di curare la
l'anziano a casa, perché noi pensiamo che sia un diritto anche degli anziani quello di invecchiare serenamente a casa propria. E quindi noi poniamo alcuni temi che sono sia nazionali, come quello della legge nazionale sulla non autosufficienza, che da troppo tempo chiediamo senza risposte a diversi governi, ma come quello del finanziamento ulteriore della sanità pubblica, perché l'abbiamo visto in era del Covid. Questo è il tema sanità che a voi sta particolarmente. Chi ci ha salvato è stata la sanità pubblica, non certo la sanità privata, ma la sanità pubblica ha subito tagli pesantissimi in questi anni che mettono a rischio la stessa capacità di cura. Ecco, noi vogliamo che questa venga finanziata e venga sostenuta. Non abbiamo tempo adesso, ma dovremo anche ragionare su come finanziare, perché è necessario che tutti partecipino al finanziamento e quindi adempiano il proprio obbligo di responsabilità fiscale. Anche nella nostra regione c'è troppa evasione, poi la sanità cura tutti, cura chi paga le tasse, i lavoratori dipendenti, i pensionanti, cura anche chi evade, ma questa cosa ormai è insostenibile. Vi prego, fate qualcosa per non farmi rimanere a casa da solo, Giovanni. Certo, allora la cosa fondamentale sarebbe non finire in zona arancione, in zona rossa, quindi che tutti si mettessero sta benedetta mascherina e che non ci fossero queste riunioni nascoste dentro casa di parenti vari che girano eccetera, e poi quando incontri l'amico ti togli la mascherina e hai le ti ammali. Se tutti fossero prudenti e attenti, il signor Giovanni e tanti altri e tutti quanti noi non ci troveremmo reclusi come altre regioni e non rischieremmo di mettere in crisi ancora più la sanità, perché questo è il problema, perché poi le altre mail che sono arrivate a noi, tra l'altro segretaria, relativa al fatto di molti anziani che dicono non posso andare a farmi le normali visite, i normali controlli, le normali prevenzione perché adesso è rischioso andare in ospedale, il mio medico me l'ha sconsigliato e quindi non facendo prevenzione dopo ci troviamo che persone anziane non si curano e ai noi è peggio, dicono sarà peggio dopo il virus addirittura. Sì, ma infatti noi abbiamo fatto uno studio come SPI del Veneto rispetto alle morti che ci sono state nei mesi che hanno caratterizzato la prima fase, dal quale è emerso che in maniera significativa abbiamo avuto dei decessi che non erano direttamente imputabili al Covid, ma dipendevano dal fatto che esistono patologie, cronicità e con il Covid si è fermata la sanità ordinaria. Infatti abbiamo lanciato l'allarme, abbiamo chiesto alla Regione, abbiamo chiesto ai direttori delle ASL di non ripetere questo dramma. Purtroppo invece siamo già in questa situazione perché ci segnalano, ci denunciano il fatto che reparti di prevenzione, reparti dove fanno diagnostica, addirittura reparti anche di interventi chirurgici cominciano ad essere chiusi perché gli ospedali non ce la fanno più, perché manca personale, mancano infermieri. Perché si ammalano il personale medico e paramedico, si ammala. Perché appunto non c'è adeguata prevenzione e quindi la pressione sul sistema sanitario sta diventando veramente pesante. Allora siamo giunti al termine e ricordiamo ancora le 19 sarà giornata di mobilitazione. Deve fare una battuta perché siamo in chiusura? Sì, ecco, noi quello che vogliamo dire con uno slogan che è stato utilizzato, un appello lanciato quest'estate: senza anziani non c'è futuro per il Paese. Perfetto. Ricordiamocelo e lavoriamo per questo. Biancardi, velocissima, un secondo. Aggiungo coltivare il rapporto tra le generazioni, lo stiamo facendo partecipando a delle lezioni alle scuole medie. Benissimo, grazie Biancardi, collegata da Rovigo, segretaria di Rovigo, grazie a Elena Di Gregorio di essere stata qui con noi, segretaria regionale dello SPCGL del Veneto. Voi naturalmente potete partecipare, mandateci le vostre mail oppure prenotatevi presso le sedi presenti sul territorio dello SPCGL per farvi controllare la pensione, che va sempre bene, oppure per avere un supporto, un aiuto, una consulenza. Grazie ancora, noi ci vediamo presto e vi terremo aggiornati naturalmente su tutto. Grazie. Arrivederci. Buona giornata.